Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano. Ragazzi, ancora tosse, porca zoccola. Vabbè, allora, volevo fare un attimo il punto di situazione per i prossimi mesi del canale. Allora, intanto c'è da dire, vabbè, di Formula 1, abbiamo già detto, adesso chiaramente il problema era che ho scaricato la mod 2014, va bene, però mi ha cancellato il profilo e quindi niente, non si può più continuare, avevo già detto nel video precedente così. Quindi magari ci saranno delle previsioni su Formula 1 con magari una gara da 5 giri, pochissimi e livello massimo, con ogni volta una macchina diversa e vediamo cosa succede. E magari mettere sotto il video dei commenti anche vostri dei primi tre classificati e chi vince Maribuoi, saluti del commendone e complimenti. Adesso vediamo comunque. Eurotrack a cannone sarà una delle serie di punta adesso insieme a Football Manager. FIFA ci sarà un riposo perché sinceramente sono un po' stanco di FIFA e magari riprenderò con i mondiali impossibile qualche partita di Ultimate Team. WWE dopo WrestleMania, che sono i prossimi due video, ci sarà una pausa, non lo so se continuare perché anche là fare storyline così a caso, per carità, vengono anche abbastanza bene, per carità, però veramente è difficile trovare l'originalità delle cose, dopo un po' diventa ripetitivo. VRC, mancano le due tappe finali, saranno registrate a breve per finire sto gioco che mi ha abbastanza deluso. No, vabbè, ecco, NBA, richiesto da tutti, ma ragazzi è lunghissimo, cioè purtroppo una partita mi porta via tanto tempo e col fatto del lavoro e tutto è difficile. Io prometto una serie di partite consecutive proprio per recuperare, però sarà veramente dura, cioè finire per la fine della stagione regolare. Poi niente ragazzi, chiaramente a giugno ci sarà, insomma l'estate sarà MotoGP con il gioco nuovo e sicuramente con i mondiali per i mondiali impossibili con il gioco dei mondiali. E poi non so sinceramente, perché su giochi ce ne sono pochi, quindi devo cercare di trovare un po' devo inventarmi qualcosa per fare qualche serie nuova, perché ragazzi chiaramente non è facile. Una volta che fai 2000 giochi è anche difficile da poter trovarne altri. Ecco, per esempio Call of Duty, comunque la mia serie, per la serie Protezione Commendiale ce l'ho fatta, fare il ratio che volevo, quindi anche su COD, ecco, è finita praticamente la serie, ecco. Mi sarebbe piaciuto fare il gioco, ho preso un gioco un simulatore politico, Master of World, però ragazzi da registrare è veramente impossibile, è un gioco lentissimo, secondo me dopo un po' vi spaccate i coglioni, cioè questo è il mio pensiero, ecco. Se anche volete consigliarmi qualche gioco, magari veloce o comunque qualcosa di immediato, io ci sono, ecco. È chiaro che di solito questo periodo a livello di videogiochi non è mai il più incredibile. C'è anche giochi come GTA, così sinceramente fatti e rifatti, ormai sinceramente non so più cosa fare per non cadere nel ripetitivo, nella noia, secondo me è meglio evitare, ecco. Comunque ragazzi, sono qua pronto a consigli, ringrazio sempre tutti per i consigli di FIFA, per i consigli su Eurotrack, per installare le cose, cioè veramente siamo una bellissima squadra tutti insieme e stiamo migliorando il canale sempre insieme, perché il merito non è mio ma è vostro, solo grazie ai vostri consigli che il canale va avanti, e ringrazio uno per uno i 15.452 iscritti. Buono raga, un saluto dal commendone veneziano, i prossimi video saranno sicuramente Eurotrack e Football Manager, che sono diciamo le due serie in questo momento più attive, e niente, ciao! Ecco ragazzi, allora scusate un PS comendiano, se no dopo se riregistro mi dimentico che la serie di Ski Challenge è finita, insomma, perché ho visto dopo l'entusiasmo iniziale, onestamente non c'è stata più partecipazione, c'erano 5 o 6 persone alle gare, quindi mi sembra un po' deprimente. Mi dispiace per chi ha giocato tutto quanto, però insomma, se non c'è partecipazione in un gioco così online ha poco senso continuare a registrare. E Alpi Ski Racing invece è un gioco che prendo e mollo un po' come Fly Simulator, devo giocare quando voglio, adesso per un po', adesso non ho voglia, quindi non ci saranno video su Ski Challenge, anche perché andiamo verso comunque il periodo estivo, quindi insomma fare giochi di sci magari non è proprio il massimo, però ci sarà comunque, quello ritornerà sicuramente perché c'è in sospeso la vittoria di sta cazzo di coppa generale, però ecco adesso queste due serie, Ski Challenge è sicuramente bloccata, Alpine Ski bloccata momentaneamente, per poi insomma quando ho voglia di giocare un po' come per Fly riprendo a cannone. Ok raga, un saluto dal commendone veneziano, scusate per questo PS comendiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.